Con licenza di picchiare quel pallone, non lo fa a piena velocità. Buona ricezione di Padova e poi l'attacco vincente di Porro. Il clima, diciamo, è quello giusto per riprendere la marcia, vale per tutte e due le squadre ovviamente. Zengher in ricezione, Zoppellari, palla in due, attacco, c'è la difesa di Cortesia, una palla un po' vagante, non riesce a risolvere in un primo tempo Truocchio, poi riesce, Keita poco fa è proprio al centro, la battuta invece va a finire su Giavorono, che poi l'attacco dalla seconda linea di Francesco Sani per il 21esimo punto di Rana Verona. Battuta a parabola ricevuta da Sani, attaccata da Giavorono che dalla seconda linea. 1000 e poco più del AGSM AIM Forum, e là dentro, è ampiamente dentro per quel che concerne il secondo set. Spirito, la battuta un po' tesa ma mette in difficoltà la ricezione di Padova, può rigiocare Rana Verona. Javoronok, diagonale Mascotte, Desmet, poi Guzzo, c'è la buona copertura di Sani che poi va a concludere lui stesso. Verona in camera, un altro punto importante. Desmet tira un'altra gran palla, D'Amico, Jovovic, Amin, chiude lui con la mano mancina. Grozanov, Desmet, Falaschi, Truocchio continua a dirigere il traffico dei suoi giocatori mentre si prepara Fusaro al servizio, salto flot a cercare D'Amico. Spirito studia il piazzamento dei compagni e poi Mosca prende una murata. Il giocatore turno di servizio è quello di Tommaso Guzzo, che poi piazza un'altra bella battuta. Javorno che non conclude neanche questa volta, attenzione, può risolvere il set Padova, ma c'è il muro di Grozanov quando al servizio si porta Alex Grozanov. Desmet, Zoppellari, Guzzo difende bene, Javornok attacca Keita, ma c'è una difesa incredibile di Zengher, possibilità ancora per Keita e questa volta la palla è in campo. Keita questa volta un po' più di rabbia ha messo dentro il punto. Grozanov, la palla in qualche modo va di là, ma poi c'è il muro di Leo Mosca. Adesso il momento è anche abbastanza favorevole, 3 di vantaggio, Javornok e Spirito, se ne va Keita, una rapida comparsata di Mosic, lo ricordiamo per chi magari si è sintonizzato un po' tardi. Zoppellari, attacco centrale, Truocchio trova il 20° punto per Padova, adesso davvero Amin, la tira su Zengher, Zoppellari, palla per Porro, ma il pallone è fuori. Verona si aggiudica il primo incontro di questo playoff